Cioè, non sono finiti molto bene Romeo e Giulietta, caro Emiliano. Cioè, tu devi buffare tutti, guarda, cioè, io non so questo ragazzo. No, non è che Emiliano è molto semplice, se si chiama Lucia sarà sempre Lucia, insomma, ecco, insomma, almeno visto che c'è già il nome che può collegare la cosa, insomma, ecco, diciamo che è meglio stare sul lago di Como, visto che anche se comunque a parte insomma la brutta fine di Giulietta Romeo, insomma è meglio stare nella nostra bellissima città di Verona. Sì, però tu considera che Romeo non aveva Hermes, quindi metodi destabilizzanti, appunto, non era così fortunato il mio Romeo. Comunque, se ti dico che prima ero in giardino mentre intervistavi Lucia, che stavo ascoltando con il telefono tutte le cavolate che hai detto e anche insomma quello che gli hai obbligato a dire. No, ti devo dire che Lucia prima è stata bravissima, quindi adesso tu cerca almeno di vogliare la sua bravura, vero? Insomma, sai che io di solito, soprattutto sul 4 chakre, è difficile insomma, rimanere seri, poi insomma anche pensando al vostro faccione, perché io lo conosco bene, quindi ecco, immaginandovi come siete messi. Ti lascio immaginare, ecco, questo di faccioni, le risate di Hermes quando diceva Damiano non sa niente, poi chiamiamo anche lui, quindi l'hai beccato su tutta la linea. Infatti, no, siccome che Lucia era in camera, allora io la disturbavo battendo sulla sala sinistra, quindi sulla tapparella. Ecco Hermes, mi dispiace ma tutto il tuo machiavellico piano penso che stia come una barchetta di carta fatta con la carta assorbente che sta non so, tu pensi che sia così, ma in verità dopo una serie di ospiti, perché la scaletta è ancora lunga, che i novelli sposi non conoscono. Non so, chi c'è dopo? Iniziamo a conoscere i pensieri di Damiano. No, ma Damiano già lo conosciamo, perché comunque lo conosciamo dal punto di vista del coordinamento dell'MGP, della Lega Nord. 2 o 3 ascoltatori, per sbaglio, quelli che magari disperati non sanno per ascoltare, trovano 4 ciacole e ascoltano noi. Magari vorrebbero sapere anche Damiano cosa ne pensa. Beh, ma ascoltano te, eventualmente. Damiano già lo conosciamo, abbiamo chiamato per forma, perché comunque sai, abbiamo chiamato la sposa, dobbiamo chiamare anche lo sposo, cioè fa parte del dovere, ma direi che possiamo anche chiudere qua il collegamento. È stato bello conoscerti prima del matrimonio, vada come vada, insomma, sarà un successo. Agli amici, cioè. No, scherziamo Damiano, rimani con noi. Ascolta Damiano, Lucia insomma l'abbiamo conosciuta tutti quanti, una brava ragazza, fa tutto quello che deve fare, è bravissima, non possiamo dire nulla. Ovviamente prima con lei abbiamo un po' scherzato, ma andiamo un po' sul serio invece. Sposarsi, perché nel 2014? Beh, sicuramente anche per insomma, noi giovani padani, visto che comunque abbiamo ancora molti valori e soprattutto anche degli ideali forti, il matrimonio e quindi anche, soprattutto il matrimonio religioso è uno di questi, quindi al di là insomma di quello che può essere l'idea oppure comunque quello che pensiamo noi, quelli che possono essere le nostre battaglie, è giusto anche un po' chiudere il cerchio anche da un punto di vista affettivo e quindi soprattutto anche portare avanti valori importanti come quelli che è ad esempio il matrimonio. È sicuramente un passo importantissimo che tra l'altro insomma è un po' diverso ecco, dal fatto di coordinare dei giovani oppure comunque essere in un movimento. È una cosa molto più importante, molto più intima, perché comunque insomma da quello che è essere una coppia tra un ragazzo e una ragazza, insomma è quello che è un impegno non solo per formare una nuova famiglia, ma soprattutto anche quella di fare quello che è un giuramento davanti, visto che comunque noi faremo il rito in chiesa, quindi il rito cattolico, è anche un giuramento davanti al Signore, quindi è una doppia importanza e soprattutto anche una doppia emozione, perché comunque insomma vai a giurare il tuo sì e quindi fai sì che insomma ti doni e ti dai tutto te stesso per un'altra persona
e soprattutto il giuramento lo fai davanti a Dio, quindi ecco, diciamo che l'importanza ne vale la pena e soprattutto anche dà un valore in più a quello che sono due ragazzi che si sono conosciuti, due ragazzi che hanno incominciato a camminare insieme e che inizia un nuovo cammino non solo da soli ma accompagnati dal Signore. Quindi insomma ho la fortuna di avere Lucia che è da un po' di anni che siamo insieme, però sicuramente ecco, diciamo che non potevo scegliere di meglio anche per, insomma, per la persona che è. Bravo, devo dire che si è comportato bene, hai visto Emiliano, molto fair play, molto pulito, direi il fatto che sappia benissimo che ingessato, direi ingessato. Non è fluido, vero? No, perché che ascolta. Ecco, io ho avuto difficoltà, lei non sapeva, io sì, quindi ecco. No, comunque sì, diciamo che una volta che una coppia prende una decisione tale è perché appunto vede l'altra persona proprio la sua metà e quindi una persona con cui confidarsi, con cui accompagnarsi lungo la vita e soprattutto anche la vede come la sua anima gemella, come una persona che può confidare tutto e può donare la sua vita. Quindi insomma con Lucia siamo insieme da tanti anni, abbiamo passate, però comunque ecco, sicuramente questo sarà l'inizio di un nuovo cammino che è molto importante, quindi insomma emozione tanta. Assolutamente sì. E Damiano invece un pregio di Lucia. Un pregio di Lucia, che ha tanta pazienza nei miei confronti. Quindi, no, ecco, è una persona che comunque, quello che vedo di positivo in lei, al di là di tutto, è che ci capiamo e facciamo tutto in simbiosi, quindi non serve magari, non so, che ne parliamo tanto, che magari discutiamo su ogni cosa, però ogni cosa che succede, diciamo che, come si può dire, ci vuole un attimo per riuscire a capirsi e risolvere i problemi. Naturalmente non sono sempre rose e fiori, perché a volte anche da noi volano pentole e ciabatte, però insomma diciamo che ecco, sposarsi con Lucia ha quel valore aggiunto che può completare insomma quello che è la propria esistenza. Assolutamente sì. Damiano, che cosa vorresti dire a Lucia, oppure insomma, so che non hai mai detto, perché comunque è una domanda che mi hanno fatto anche a lei, quindi anche lei ci ha raccontato, ci ha detto delle cose molto belle, molto carine, addirittura mi è quasi venuto voglia di sposarmi, quindi figurati. Vedi, quindi sicuramente ecco, ha fatto una gran cosa, perché anch'io spero tanto insomma che prima o dopo da quella parte ci passi anche tu, ecco. No, comunque diciamo che lei è stata molto più brava, perché io certe cose le dico anche insomma nell'intimità, però mi ha stupito che insomma non me l'aspettavo che facesse una dichiarazione tale insomma in radio davanti a tutti i radioascoltatori. È una persona unica, quindi cosa si può dire? L'unica parola che si può racchiudere insomma tutto l'amore che provo e soprattutto anche l'importanza insomma che ho nei confronti di Lucia è che l'amo tanto e questo amore è quello che fa sì che, o meglio speriamo che faccia sì che insomma possa nascere una nuova famiglia e che duri insomma fino a che Dio lo vorrà. Assolutamente sì. Ti ringrazio. Ecco, mi sembra un po' a mo' di Las Vegas, però, ecco, o a mo' di strano amore, insomma, però, insomma, ecco, Hermes, anche te mi stupisci perché non pensavo che trasformassi le quattro ciaccole in una puntata di strano amore, ecco, invece di parlare del solito Renzi, oppure magari, insomma, di tangenti, soldi extracomunitari, clandestini, eccetera, insomma, ecco, questa puntata love di quattro ciaccole è molto strana. Assolutamente sì, ma sai che insomma la democrazia per me non esiste, quindi trasformo quattro ciaccole, non so,
che è più importante per me. Quindi insomma il tuo matrimonio per me è una cosa, è un passo importante, ci tengo parecchio e quindi ho voluto fare anche questo passaggio con amici, parenti, sposi e spose. Ricordati solo che dovrai rispondere di tutte le cose che hai detto stasera. Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, ma tanto non è registrata la trasmissione. Grazie, assolutamente. Oltretutto adesso lo lasciamo ritornare dalla futura sposa che lo basconerà per quello che vi ha detto in radio. Ecco, sicuramente mi dirà che ecco, ha fatto meglio lei rispetto che a me, quindi ecco, diciamo che insomma capiterà sempre più spesso, fidati Damiano. Io non vorrei essere quello che fa il diavoletto che dice. Però immagino. Sai che dicono che le donne mi augurano fino al giorno prima del matrimonio e iniziano a ruggire il giorno dopo? Non è questo il caso. Dicono una diceria che non ha assolutamente nessun fondamento scientifico. È giusto questo. Guarda, questi sei proprio un rovina matrimonio. Ma no, anzi, voglio che sia sicuro di quello che fa. Vabbè, grazie Damiano, grazie per il collegamento e buona serata. Bene, grazie a voi, un saluto e un saluto anche a tutti i nostri radioascoltatori. Ciao. Nord Elettrica di Base Riccardo, azienda leader nella sicurezza, progetta e realizza sistemi di allarme e TV a circuito chiuso certificati IMQ. Grazie alla Nord Elettrica ho riscoperto la serenità nella mia casa. Per proteggere la mia famiglia e la mia azienda ho scelto di affidarmi a Nord Elettrica e ora mi sento finalmente sicuro. Per informazioni e un preventivo gratuito, numero verde 800 00 40 61 www.nord-elettrica.it. Nord Elettrica, sempre pronti a soddisfare i più esigenti. Una birra ghiacciata ti dà fastidio ai denti? Soffri di recessione gengivale e piccoli sanguinamenti? La parodontite, nota come piorrea, colpisce gran parte della popolazione. La prevenzione da sola rappresenta la soluzione più efficace ed economica. Fissa un appuntamento in Pentadent. Troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli. A Monza, Giussano, Sesto San Giovanni e in service a Paderno, Dugnano, Novate Milanese e Milano. Per informazioni 800 700 860 o vai su pentadent.it. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Vuoi proteggerti dai furti? La soluzione è Dialogos. Chiama il numero 389 11 89 705. Vuoi diventare concessionario Sicurbet? L'antifurto Dialogos è la tua opportunità. Chiama il numero 389 11 89 705 oppure invia una mail a info@sicurbet.com. Ricordate Su e Giù, il sistema saliscendi per tendaggi? Su e Giù, il dispositivo che fa scendere le tende con tutto il binario permettendovi di toglierle in sicurezza. Senza la paura di cadere dalla scala per lavarle. Su e Giù è in vendita presso tappezzieri, colorifici e ferramenta. Telefonate al numero 02 36 51 64 40. Vi diremo dove trovarlo. Acquistatelo direttamente sul sito www.gmg-srl.net. Su e Giù, per non cadere più. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. E ridiamo subito la parola all'Allegra Banda di Quattro Ciaccole, quest'oggi ancora più effervescente che mai, visto che si sposa un loro carissimo amico. Grazie Giulio, grazie per la presentazione. Al mio fianco sempre Emiliano. Ciao Emiliano. Ciao Hermes, siamo ancora qua. E adesso, dopo gli sposi, perché abbiamo fatto il collegamento con gli sposi, abbiamo il fratello dello sposo. Ciao Mirko. Sì, ciao Hermes, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ascoltami, ovviamente abbiamo insomma, abbandonato l'argomento politico che è anche un po' noioso per noi, insomma, ormai Sì. è stata un po' una consuetudine parlare di politica, parlare di questo, di quell'altro, del PD, degli altri partiti, la cosa non ci interessa. Ma è monotono più che altro. È monotono. Più rubano, più li votano. Vabbè, adesso vabbè, è fatta la battuta. Che dire, si sposa fratello e quindi insomma un evento importante, soprattutto si è liberato spazio a casa, immagino. Sì, esatto. Quindi speriamo che sia la volta buona e decisiva. Sabato fortunatamente è il grande giorno. Sono contento per lui, insomma, perché se lo merita, in un certo senso, è un ragazzo tranquillo, molto affidabile, e quindi insomma è arrivato a un buon traguardo. Gli farò sottoscrivere a Lucia un contratto che perlomeno, anche se, che non torni più indietro, sostanzialmente. Il ti è piaciuto, insomma. Esatto. Così, già venerdì sera dovrà dormire a casa mia, è già una sofferenza, in quanto bisogna dividere la camera a metà. Ascolta, Però, tu lo conosci da molto tempo e quindi magari sai, puoi anche darci qualche dritta in più. Un difetto di Damiano. Beh, allora, difetti... Sotto le coperte, non so, qualcosa. A parte che è russa ogni tanto, molto spesso, e quindi lui dice di no, però ci dà dentro. Però dai, alla fine ha più lati positivi che altro. Certo. Posso fare una domanda io? Vabbè, basta che me lo tratti bene perché è un bravo ragazzo. Allora, devi sapere che sono due fratelli, uno Damiano e l'altro Mirko. Allora, parte bella dei due fratelli è Mirko. Infatti volevo fare una domanda diversa dalla tua. Allora, ci racconteresti un difetto di Damiano, però considerando il fatto che Damiano sta ascoltando la trasmissione? Questa è dura. Perché lui non ti ha dato Beh, allora, il difetto di Damiano è che è pelato. Possiamo dire così. Assolutamente sì, anche perché l'abbiamo conosciuto con i capelli, quindi. Esatto. Se dobbiamo dire una cosa dove lui sta ascoltando è pelato, dopo altri difetti. Ma qua devo dargli una dritta a Damiano, perché sappiamo tutti che la calvizie porta successo. No, diciamo che quello che la scienza brucia, la cacca fa crescere, per cui è bello perdere i capelli ogni tanto. Guarda, anch'io ho avuto difficoltà nel comprendere il mio amico Emiliano, caro Mirko, quindi non ti preoccupare se anche tu hai questo difetto. Ma le battute complicate. Esatto. Ascoltami, invece, c'è qualcosa che vorresti dire a tuo fratello? Beh, vorrei dire, insomma, io non gliel'ho mai detto, però è una persona da stimare a un certo punto, in quanto è molto solare, è una persona che si dà da fare sia nel lavoro che anche, insomma, nell'ambito familiare, e è estroverso, e quindi sono tutti apprezzamenti che vedo in lui, in un certo senso, e che a volte, insomma, cerco di apprendere. E quindi io ero un ragazzo timido che difficilmente parlavo e mi aprivo, però vedendo lui e vedendo un modello, insomma, che sempre col sorriso che si approcciava alla gente, quindi mi ha permesso di prendere un po' di positivo da lui. Ho tuo fratello che mi scrive in diretta, quindi non ti preoccupare, esatto. Quanto ok. Invece una cosa che vorresti dire a Lucia? Lucia finalmente di passo... L'amico, non lo so, quello che preferisci. Allora, Lucia anche lei è una ragazza affidabile, anche bravissima a un certo punto, quindi si sono trovati alla fine. Un po' perché, insomma, adesso se la dovrà vedere lei con un osso duro, però insomma... Ascolta, invece, cambiando argomento, cosa hai votato nelle ultime elezioni? No, non ti può dire, stavo scherzando. C'è stato cosa voto io? Nelle ultime elezioni. Però. Si può essere contenti di un risultato.
Sì. Adesso noi a Legnano abbiamo il ballottaggio tra PD e un candidato Lega Nord e Forza Italia. Vediamo come va a finire. Vorrei dire sono di parte, però è così. Però un po' sì, effettivamente un po' sì. Esatto, il sangue è quello. Elettorale. Assolutamente sì. Grazie Mirko, grazie per il collegamento e grazie per le belle parole. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Ciao. Rieccoci in diretta sulle due padane, queste quattro ciacole, oltretutto trasformata in versione con amore, direi. Sì, con lo stacco musicale che ti sembrava cucito addosso. Grazie Emiliano, sei sempre un amico. E adesso in collegamento con noi, ospite inatteso, inaspettato, abbiamo dal Trentino il Pirata. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti, come va? Ciao Pirata, bene? Ma senti che voce che ha preso da una trasmissione che mi ricorda qualcosa degli anni 90. Galeazzi? No, ti ricordi che c'era il Telegatto? Ah sì, veramente? No, dai, sono qua tranquillo, adesso sono qua a casa. Ecco, mi ricordi un po' il Telegatto comunque. Ah sì, super Telegattone. Bravissimo. Adesso sì, mi ricordo. Però aveva anche un che dei Galeazzi. C'è quella voce così cavernosa, potente. Ascoltami, vabbè, adesso con te parliamo, vuoi fare un in bocca al lupo, non so, dire qualcosa da Damiano che si sposa, ma ovviamente che sia a favore del matrimonio. Ah beh, guarda, sono venuto a sapere l'altro giorno che Damiano si sposava e quindi, niente, volevo solo sapere se la ragazza era veronese o da dove era. Veronese, del centro di Verona proprio. No, una roba bellissima, dai. Stanno anche ascoltando, sappilo. No, era una battuta, dai, stavo per fare una battuta, solo che... No, perché di solito io vedo che i matrimoni adesso li fanno tutti all'estero, però Damiano ancora di sani principi, sani tradizioni, si vede che è un leghista. Bravo Damiano, complimenti. Benissimo. Buoni sentimenti questo ragazzo. No, ma adesso che cosa chiediamo al pirata? Perché io non so cosa chiedere. L'argomento è troppo soft per il pirata. Vabbè. Allora... No, martedì parte, ho deciso parte, vado in Russia. Ascoltami Alessandro, contento di come è andato il risultato elettorale per la Lega Nord? Ma io sono contentissimo, anche e soprattutto nel Trentino, che vabbè, sono dati molto da fare perché fanno gazebi, tutto, sono contento. Il nostro segretario sta lavorando, mi sembra di vedere il nostro Bossi di 20 anni fa che continuava a girare nelle fiere, nelle feste,
a parlare con le persone, sì, mi sembra. Io penso che la Lega, come ti ho detto, sarà il futuro per noi e per la nostra terra, perché non c'è altro partito che sia come la Lega. Noi infatti noi vediamo i parolai, quelli che tentano di governarci, che sono solo in grado di mettere su tasse, ecco, e basta. Ascoltami, sei andato a firmare per il referendum? Ma io adesso dovrei andare, penso di andare prima di venerdì a firmare con il mio comune, faccio la richiesta, come tu sai benissimo, e penso di firmare, di portare un po' di persone. Ma penso, devi andare a firmare. Anche perché l'ultimo weekend dopo non si può più. Lo so, vado a firmare, certo, ma devo dirti anche tutti i punti, io li so tutti, Ecco, allora quando vai a firmare fai anche una foto mentre stai firmando, così siamo sicuri che tu abbia firmato. No, certo, io non stiamo a regime su vista. Ho capito, ma noi vogliamo l'entusiasmo delle persone, non le foto fatte col cellulare. Oggi sei veramente, guarda, lasciatelo dire, hai un diavolo precapello. No, ma guarda, non è per dire, ma io non ho il telefonino con le foto perché non ho Facebook, non ho niente, perché non ho il tempo e non voglio essere controllato da chi... No, bravo. Ecco, io sono contro queste robe. Ma cosa ne pensi di Hermes in questa versione Cupido, un po' fuori data, visto che il 14 febbraio è passato da un pezzo? Oggi è tutto, ci manca solo che si metta a fare i cuoricini sulla sedia che abbiamo appena verniciato. Ma no, ma io penso che abbia un segreto da nascondere, perché l'altro giorno, 15 giorni fa, ho visto la sua ragazza, che ancora oggi è la sua ragazza, e li vedo molto felici insieme. Probabilmente il prossimo matrimonio sarà il suo. Sì, ma infatti è che sta raccogliendo, sta accumulando dei debiti enormi, perché adesso li sta giocando col coltello dalla parte del manico, non sapendo che col coltello si girerà molto brevemente. Noi logicamente lo faremo, cercheremo di non notare questa cosa, vero? Non lo mettiamo in croce a sto ragazzo. No. Come no? Sì, che lo dobbiamo mettere in croce, deve pagare tutto con gli interessi. Ma cosa vuoi pagare gli interessi? Qua ormai io penso che o ci diamo una svegliata oppure qua siamo nel limbo più profondo. Cioè, io vedo che qua tutte le persone cercano lavoro e proprio ogni giorno che passa qua in Italia, qua dove siamo noi, le persone, i giovani sono depressi, una roba, non riescono a trovare un'occupazione, qualcosa. Stavo guardando il telegiornale e perfino per fare il call center, per parlare di call center, vanno a trovare lavoro in Albania, robe allucinanti. Cioè, qua è meglio che ci diamo una svegliata, però è tutto il sistema dei documenti, delle cose che non ti danno la possibilità di lavorare. Quindi io penso che l'unico partito che possa fare qualcosa sia ancora la Lega a livello europeo. Ma tu hai sentito qualcuno alle tue amicizie, ai tuoi conoscenti, ai tuoi anche colleghi che abbia ricevuto questi 80 euro tanto sbandierati in campagna elettorale? Perché sai, siamo al 4, ormai siamo vicini al giorno delle buste paga, per cui metti qualcuno che lo prende un giorno prima, metti qualcuno che lavora da commercialista che ha già visto le buste paga. Secondo te ci sarà questo bonus? No, secondo me ci sarà questo bonus, ma solo per le persone che votano a sinistra probabilmente. Quindi naturalmente per i disoccupati vedo proprio che non arriverà il bonus. L'hanno messo a posto perché siccome che in Italia ci sono molti disoccupati e questi non prendono il bonus, quindi se la cavano con poco. Ma vuole ben poco 80 euro. Qua bisogna cioè, allora Hermes, io te lo dico sempre anche in privato, o pensiamo di farci un'altra moneta così siamo più competitivi per l'estero, se no qua noi le fabbriche qua stanno andando tutti via, stanno tutti chiudendo. Io mi ricordo 15 anni fa che i cinesi venivano qua a parlare con i nostri politici per far mandare via le nostre fabbriche, invece adesso dobbiamo andare all'estero, dire alle nostre fabbriche di venire qua a lavorare perché dobbiamo essere più competitivi, hai capito o no? Assolutamente sì, grazie Pirata, buona serata e buona Padania. A presto. Arrivederci. Bene, dopo lo stacco praticamente di 4 ciacole esplosivo con il Pirata che ha raccontato, insomma, ha ripreso un po' in mano le redini della trasmissione, diciamo così. Abbiamo in collegamento con noi invece adesso il coordinatore, il nuovo coordinatore provinciale dei Giovani Padani, Vito Comenzioni. Ciao Vito. Ciao a tutti, buona Padania. Ciao Vito.
Ascolta, tutti quanti ormai lo sanno che io e te abbiamo litigato, ma va bene lo stesso, insomma, non c'è nessuno... No, va bene un cazzo, mi stai sempre più sulle palle. Comunque dai, dimmi pure. Stiamo fuori dalla fascia protetta, quindi va bene anche palle. Sì, domani ti uccido, dai, dimmi. Assolutamente sì. Ascoltami, invece, sabato, appuntamento importantissimo, Damiano si sposa. Sì, e non abbiamo fatto ancora un addio celibato di quelli seri, quindi queste ultime serate è meglio che si tenga libero Damiano, che a rischio che lo distruggiamo in tutti i sensi. Assolutamente sì. Ascoltami, invece una cosa che vorresti dire dopo il passaggio di testimone, perché comunque l'ex coordinatore provinciale dei giovani padani era lui, tu sei il nuovo coordinatore provinciale dei giovani, ovviamente una responsabilità importante che stai portando avanti in modo egregio. Che cosa ti senti di dire nello scambio dei ruoli? No, oddio, adesso è già passato qualche mese da questo passaggio e quindi magari si può parlare un po' più diciamo a botta fredda, tra virgolette. E sicuramente adesso vedere che dopo avermi lasciato questo importante ruolo, lui fa una scelta importante della sua vita, che è quella di sposarsi e creare una famiglia tradizionale, che sicuramente è una cosa importante per un leghista. E devo dire che in questi mesi ho avuto modo di capire quanto è stato grande l'impegno di Damiano per i giovani padani, per la Lega e per tutti i nostri ideali, perché veramente essere il coordinatore, essere quello che deve unire e tenere tutti assieme un gruppo, una squadra, dei militanti, delle persone che credono in determinati ideali non è facile. Possono essere momenti anche difficili, momenti in cui appunto si può litigare, si può arrivare a non capire qual è la strada giusta, ci si può scoraggiare e il coordinatore, il capo, il segretario di un movimento è quello che deve cercare di tenere uniti i militanti e far proseguire sulla strada giusta senza perdersi magari in litigi inutili quando il nemico invece è fuori che si aspetta per colpirti. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Quindi io non posso che fare i miei più grandi auguri a Damiano e sono sicuro che riuscirà a creare una bellissima famiglia, appunto come detto una famiglia tradizionale, una famiglia veneta, e spero che faccia un sacco di figli maschi tra l'altro, e non me ne vogliono le donne, ma insomma c'è bisogno qua di prole, di figli appunto per la nostra patria, per il Veneto, che credano nei valori che i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno trasmesso. Ascoltami, una cosa importante, sei andato a firmare per i 5 quesiti referendari? Come? Sei andato a firmare per i 5 quesiti referendari? Porco cane, mi sono dimenticato. Ecco, perché c'è ancora tempo? Cosa anche a me. Perché c'è ancora tempo? Di dire alle persone andate a firmare, che cosa è successo? Che io non ho firmato. Tant'è che questa mattina mi sono premurato e in comune c'erano ancora disponibili i moduli e quindi sono andato a mettere la mia firma. Strano, è il termine ultimo da ieri, abbiamo dei comuni che sono molto fidelizzati a noi, si vede. Assolutamente firmare sì, ancora a tempo scaduto. E che li spediscono verso fine settimana. Sì, volevo ribadire sì anch'io l'appello a tutti i cittadini ad andare a firmare, perché sicuramente è il modo migliore per far valere i propri diritti, una democrazia veramente diretta, perché dopo se i cittadini possono andare a votare ai referendum e possono decidere tramite referendum, quella è la vera democrazia, dove i cittadini decidono il proprio futuro. E poi se mi concedi, ma insomma dimmi te se posso, vorrei fare un appello per un evento che ci sarà venerdì qua a Verona, che ritengo importante perché ha un aspetto che va anche al di là, diciamo, del nostro territorio e delle nostre questioni magari un po' più locali. D'accordo. Abbiamo perso Vito. Vito, ci sei? Pronto? Sì, Vito, vai pure. Dimmi, posso fare questo appello? Vai pure. Grazie mille.
Venerdì il Comitato Veneto Indipendente, che è un comitato diciamo che è nato qua a Verona, ma che adesso sta creando varie sezioni in tutto il Veneto, che non è un partito ma semplicemente un comitato di cittadini che porta avanti la battaglia per l'indipendenza del Veneto, ha organizzato venerdì alle ore 17 all'Iston 12, che è un locale storico che si trova in Piazza Vra, la piazza principale di Verona, e ha organizzato una conferenza stampa dove ci sarà l'interprete russo del Tribunale di Verona, che ci racconterà un po' la situazione che c'è nei paesi dell'est, diciamo, nella zona est dell'Ucraina, dove l'esercito ucraino sta massacrando le popolazioni russe o comunque russofone, che invece cercano di resistere e di chiedere una maggiore autonomia, addirittura indipendenza dallo Stato ucraino. E questa cosa non viene raccontata dai media locali, e quindi faremo una conferenza stampa dove, oltre che raccontare direttamente noi, il Comitato Veneto Indipendente, quello che sta succedendo, ci sarà un collegamento con Slaviansk, che è una delle città coinvolte, e da là ci racconteranno esattamente cosa sta accadendo e cosa appunto i media europei, occidentali, sicuramente controllati da determinati poteri forti, non ci vogliono raccontare. Quindi l'invito è ovviamente che partecipino anche i cittadini. Purtroppo so che l'orario non è il massimo, perché durante quella fascia oraria in Veneto solitamente si lavora, ma non è a caso quell'orario, è dovuto al fatto che dopo le 17 si lasciano le 20, là c'è il coprifuoco e nessuno si può muovere, e ogni cittadino rischia la pelle, come la rischia anche di giorno, visto che ci sono continui bombardamenti da parte dell'esercito ucraino. Grazie Vito, grazie per questo invito importantissimo, anche per questa possibilità che ci dai di partecipare a una cosa interessantissima, perché pochi ne parlano e ne parlano magari anche a sproposito. Oltretutto anche fanno parte di questo comitato, di questo gruppo, persone illustri. Oltretutto so che anche il mio caro Emiliano qui a fianco fa parte del comitato, quindi ma non solo lui, oltretutto anche persone non più importanti ma più rappresentative. Abbiamo il nostro amico Maurizio Ruggera, abbiamo l'onorevole Fontana appena ridetto, c'è diciamo rappresentata la società veneta, nella quale ci sono anche persone normalissime come siamo io e Vito. Normalissime, non so dove dedicarla per voi due, però va bene lo stesso. Ringrazio Vito Comencini ovviamente per il collegamento, ovviamente in lite con me, e quindi lo ringrazio, e buona serata e buona Padania. Ecco, rieccoci qua insomma in diretta per la chiusura di Quattro Ciacole, versione